Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. La polizia ha scoperto un terzo cove in cui ha vissuto il boss Matteo Messina Denaro. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese, il paese in cui sono stati individuati gli altri due rifugi del capomafia. L'appartamento adesso in vendita ed è stato trovato vuoto. A farne la scoperta è stata la Polizia di Stato. La clinica Latteri di Palermo ha respinto un clochard con una frattura al femore perché analfabeta, senza parenti e dimora. Si legge così nella lettera con la quale la clinica privata ha respinto l'uomo di 67 anni portato dal policlinico per essere ricoverato. In ospedale non vi erano posti letto e i medici avevano trovato la disponibilità alla casa di cura Latteri in via Filippo Cordova. Effetto saldi sotto le aspettative in tutta la Sicilia. A 15 giorni dall'avvio della stagione invernale dei saldi, Fismo Confesercenti Sicilia traccia un primo bilancio totalmente opposto alle previsioni iniziali. La ripresa attesa dopo gli anni 2020-2021 falsati dalla pandemia non c'è stata e le vendite si assestano ancora sotto rispetto al 2019, considerato da tutti l'anno della normalità. Continuano i giorni con temperature e condizioni meteo lontane dagli standard a cui i siciliani sono abituati. Per la giornata di domani, 20 gennaio 2023, continuano le piogge. Weekend di maltempo previste in Sicilia, infatti domani si aspettano fenomeni meteorologici avversi su tutta l'isola. La Protezione Civile regionale a tal proposito ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico di allerta gialla, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.